Prove tecniche di specificità. Se la legge che riconosce i poteri particolari al bellunese deve dare i suoi frutti, si cominci dalla mobilità. Questa è la richiesta bipartisan partita dal capoluogo con destinazione Venezia, tavolo del presidente della regione. A lanciare l'appello sono il sindaco di Belluno Jacopo Massaro e il capogruppo in regione di Forza Italia per il Veneto Dario Bond. La richiesta è chiara. Dal bando di assegnazione del servizio pubblico regionale su rotaia si stralci la posizione bellunese, per la quale si chiede un bando dedicato che comprenda anche il trasporto integrato su gomma. Perché siamo completamente diversi dal resto del Veneto, perché abbiamo accumulato una quantità di ritardi proprio per la diversità mostruosa in questi anni e quindi con una qualità agli utenti scarsa, ma perché abbiamo anche una legge approvata a fine luglio in Regione del Veneto che parla di competenza specifica della provincia di Belluno per quanto riguarda la viabilità e trasporti. Nei prossimi giorni i due incontreranno il presidente della regione per spiegare la proposta. Già alcuni privati si sono detti interessati alla possibilità di gestire insieme treni e bus tra le Dolomiti. Quello che oggi ha alla portata è che arrivino dei gruppi privati, e ce ne sono vari che sono interessati, a gestire invece un'opportunità economica creabile subito nell'immediato, ed è l'integrazione gomma-rotaia. Ci sono vari gruppi privati che sono lì che aspettano che la regione faccia un lotto unico. La tratta ferroviaria bellunese è sempre stata considerata un ramo secco, ma l'unione con il servizio su gomma e l'ipotesi nel lungo periodo di uno sbocco a nord o la realizzazione dell'anello delle Dolomiti rende l'investimento molto più allettante, un pensiero che unisce trasversalmente i due esponenti politici. Bandiere politiche non ce ne sono più, ci si mette assieme su delle idee e su delle cose. Lui ha le idee chiare su queste cose perché è andato a vedersene anche in giro per il nord Italia e anche all'estero, e diceva giustamente che questa integrazione sulla gomma e sulla rotaia potrebbe diminuire le perdite e accelerare la qualità del servizio prestato. Gomma e rotaia sotto un unico gestore, un sistema che funziona. Basta guardare alla Val Venosta, dove gli utenti del trasporto pubblico in pochi anni si sono moltiplicati, raggiungendo i 30.000 passaggi al giorno. Val Venosta ha meno abitanti della provincia di Belluno, eppure adesso è diventato economicamente molto fiorente, ma soprattutto ha un numero di passaggi che è incredibilmente superiore a quello che noi possiamo pensare. Si pensi che Val Venosta si stanno organizzando per fare delle vendite di massa della seconda auto, perché in famiglia non serve più la seconda auto.